Nell'angusta piazzetta della chiesa di Valle Pietra, per 2 giorni e 2 notti s'affollano e passano decine di migliaia di persone. È quasi sera. Muove la processione con gli stendardi e la venerata immagine della Trinità e salmodiando fa il giro del paese. Alle prime luci dell'alba, la moltitudine, ripetendo senza tregua il ritornello in lode della Trinità, sale il monte fin presso la cima, dove sotto uno strapiombo di rupi rugginose è la grotta dell'antichissimo santuario. Gesù Giuseppe Maria, grazie Santissima Trinità, Gesù Giuseppe Maria, facci la grazia Santissima Trinità, Gesù Giuseppe Maria, facci la grazia Santissima Trinità, Madonna mia.
Le zitelle si avviano alla loggia del pianto, dalla quale ciascuna canterà un mistero della passione. Velate di bianco, fuorché quella abbrunata che raffigura la Madonna dei Dolori, recano il crocifisso, gli strumenti della passione e la bara col Cristo morto. Il titolo di zitella e il privilegio di cantare il pianto si trasmettono nelle famiglie di Valle Pietra. Il pianto si inizia con un prologo a 3 voci. Seguono i misteri e a ciascun mistero le zitelle rispondono in coro con un versetto del Miserere. Ecco che le 3 zitelle del prologo, nell'altissimo silenzio, intonano la loro strofe. Avanzano ora la Madonna con Marta e Maddalena. La Madonna in gramaglie piange sul morto Redentore. Ferma la frena, la dagli ardente, accetta Maddalena il mio consiglio, che io sola pianger Deo amaramente. Infermi risanati, avessagiti, ciechi zoppi storpiati e senza fine, sorde e mude lebrosi, son spariti. Il pianto si chiude sulle parole di Marta. Oggi Cristo perdona chi si pente.